Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qui a vedere la partita dei quarti di finali del campionato dell'Andalusia a squadre. L'Andalusia è la regione a sud della Spagna, è la regione più popolata con circa 8 milioni di persone, e come in Italia, no? Che la regione più popolata è la Lombardia con circa 10 milioni di persone. Ok, e qua diciamo che nell'Andalusia c'è una grande tradizione scacchistica, perché anche dal punto di vista storico gli scacchi sono entrati, no, attraverso diciamo i paesi arabi, musulmani, dal Marocco così alla Spagna, no? E quindi questo è un campionato molto, molto combattuto. E qua giocavamo, erano i quarti di finali, giocavamo contro una squadra di Siviglia, dove io mi ero preparato contro un maestro internazionale cubano, che poi alla fine non è venuto, è venuto un bambino, forse un suo allievo, comunque un maestro fide, quindi, e non avevo idea di cosa giocasse. Quindi mi siedo, una settimana di preparazione sbattuta nel cestino, e non ho idea di cosa gioca. Va bene, allora non ho idea di cosa gioca, giochiamo quella giusta, di 4. Cavallo F6, C4, D6, la cosiddetta vecchia indiana. A questo punto gioco cavallo C3 perché, se mi viene permesso, voglio occupare tutto il centro con E4. Ora, se non ricordo male, la più giocata è E5, però che qua mi gioca alfiere F5 il bambino, che è la cosiddetta variante Janowski, se non mi ricordo male, ho letto da qualche parte. Ecco qua, adesso avevo delle idee contro questa variante, però non mi ero preparato nulla, non sapevo il suo stile, non sapevo se giocare, cioè non sapevo se magari avesse 100 partite con questa partita e fosse super esperto, e anche se magari sono una linea che va in vantaggio, non l'ho ripassata, mi mette in una posizione complicatissima dove, se faccio tutta la sequenza teorica del motore, sto meglio, ma non avendola ripassata e sapendola lui mi può fregare e può andare a stare meglio lui. Quindi dico, inventiamo un sistema. Qua mi sembra che una delle mosse più forti è F3 per giocare 4, molto in stile Samish. Ci sono contro l'Est Indiana, così esistono degli impianti Samish. Dico, ok, giochiamo cavallo F3. Sviluppiamoci in modo semplice. A questo punto lui gioca G6, che secondo me stona un po'. Ecco, lui probabilmente vuole giocare una sorta di Est Indiana. E dico, ma proviamo a seguire i principi generali, gioco D5. Ora non so nulla di questa apertura, però se gioca, non so, alfiere G7, gioco cavallo D4. Ora ovviamente lui non può permettersi di perdere la coppia degli alfieri e farsi impedonare, l'alfiere torna indietro in C8, in D7, non è chiaro se in D7 stia meglio che in C8, perché in D7, non so, toglie la casa al suo cavallo. Poi gioco E4, alfiere E2, alfiere E3, probabilmente potrei arroccare lungo, donna di oro con lungo, ma più probabilmente arroccherò corto, H3, F4, proverò a giocare, no? Per un po' di vantaggio di spazio. Poi lui è molto flessibile, può spingere i pedoni e C, può spingerli in E6 o in C6 o in C5 o in E5, non so, può succedere di tutto, però è una partita dove si gioca, dove il bianco dovrebbe stare meglio. Allora, ok, lui ha paura che io giochi, non svegliamo i congiuntivi perché qualcuno è pignolo, lui ha paura che io giochi cavallo di 4 ed è 4, e quindi mi gioco E5 impedendomi cavallo di 4. A questo punto potrei ignorare e continuare a svilupparmi, ma ho detto prendo in passante. Perché prendo in passante? Perché se gioca F per F6 questo alfiere è un po' isolato, no? Nel mio campo, cioè qua non è granché questo alfiere. Potrei provare a giocare cavallo di 4, no? E cambiarlo. E lui ha giocato alfiere per E6. A questo punto io avevo l'intuizione che cavallo di 4 fosse la mossa corretta. Pensavo cavallo di 4 che dà fastidio all'alfiere, e non l'ho giocata perché non so, ho detto magari gioca alfiere per C4, donna 4,
con attacco doppio. Ora lui giocherà B5. Io catturo, ho pensato magari non è chiaro, in realtà questa posizione è orribile per lui, la coppia degli alfieri è pieno di buchi, avrei dovuto giocare cavallo di 4 e se lui si lascia cambiare l'alfiere sto meglio, posso giocare con E4 come in partita o G3, no? E anche svilupparmi in fianchetto, la coppia degli alfieri è un vantaggio. Va bene, io ho giocato E4, ho giocato alfiere G7, a questo punto non sapevo, potevo giocare alfiere 2 in modo standard, però ho giocato cavallo di 4 perché volevo trasporre in una variante dell'est indiana, perché ho detto, c'è una variante dell'est indiana dove, per esempio, io ho detto, lui non si farà mai, no, cambiare la coppia degli alfieri, non farà mai la mossa sacrilega di arroccare, che mossa che poi ha fatto. Ma ecco, se lui giocasse tipo alfiere C8, qua trasporremmo in una variante dell'est indiana. Una variante dell'est indiana che si origina da un altro ordine di mosse. E se lui mi giocasse alfiere D7, alfiere 2 arrocco, trasponiamo in un'altra variante dell'est indiana dove non è chiaro che l'alfiere in D7 sia così forte. Quindi, ok, a questo punto lui arrocca, gioco cavallo per E6, non posso rifiutare la coppia degli alfieri, F per E6, alfiere 2. Il nero gioca io adesso probabilmente voglio arroccare corto, però magari gli faccio credere che voglio anche arroccare lungo, no? Cosa ne sa lui? Magari giocargli un attacco così. Gioca cavallo D7, alfiere 3. Tra l'altro su cavallo C5 il cavallo non è stabile, posso giocare E5, no? Perché il pedone D è sovraccarico. Lui gioca A5 per evitare o ritardare le mie espansioni con B4. A questo punto arrocco corto. Ecco, e ora lui mi gioca E5. Perché mi gioca E5? Perché se lui avesse giocato cavallo C5 probabilmente si becca E5, no? Che è fortissima perché se catturi in E5 perde il cavallo. Se gioca cavallo via posso, non so, prendere tutto. E qua è pieno di debolezze, questi pedoni sono deboli. Forse posso anche prendere in C5 e murargli vivo l'alfiere, no? Comunque non è una posizione desiderabile per lui. Quindi lui gioca E5. Da un lato E5 vuole preparare cavallo C5, e poi magari E6, poi metterlo in D4 o in F4, soprattutto in D4. E dopo E5 lui si blocca il suo alfiere in G7. Ogni mossa ha i suoi pro e i suoi contro. Allora a questo punto penso che avrei potuto andare a stare meglio con donna, sarei potuto andare a stare meglio con donna B3, attacco B7, minaccio una scoperta, minaccio di aprire il gioco per la mia coppia degli alfieri. Se gioca B6, C5, scacco. Deve spostare il re, catturo in D6 e qua devo stare molto meglio, no? Perché non so, gioco torre D1, faccio pressione su queste debolezze, consolido il pedone, non so, c'è una posizione orribile per lui. Non avevo paura di cavallo C5, catturo, donna per B7, ora lui gioca torre B8 per recuperare un pedone. In realtà dopo donna C6, torre per B2, avevo paura che il mio alfiere non fosse molto forte, ma in realtà l'alfiere in G7 è pessimo. Per giocare torre D1 sto meglio perché tutti i pedoni in C5, in C7 e in A5 sono deboli. Quindi donna B3 mi avrebbe potuto dare un vantaggio. Ok, io gioco donna C2, perché qual è il mio piano? Voglio giocare, non so, A3, B4, espandermi nell'ala di donna. Gioca B6, gioco A3, cavallo C5. Ora, tra la donna C2 è stata utile perché ha messo in comunicazione le torri e difende 4. Ora devo giocare B4 perché se non gioco B4 potrei non farla più. Lui mi gioca cavallo E6. Ecco, momento critico. Qua decido di buttarmi nelle complicazioni. Perché decido di buttarmi nelle complicazioni? Perché ora lui vuole ottenere questa casella. Ora io avrei potuto giocare, non so, torre D1, provare a impedirgli il cavallo D4, ma mi dà fastidio C5. Perché C5? Perché è vero che lui si crea il pedone debole, il pedone arretrato indebolisce queste caselle, ma è vero che lui ha una casella altrettanto forte in D4. Questa casella è rognosissima. Se un giorno cambiassi il mio alfiere gli darei un pedone passato. E l'alfiere in E2 più che altro non gioca, viene bloccato, non ha case, non può attivarsi in questa diagonale. Quindi non so, gioco, cioè lui potrebbe anche giocare prendere, poi giocare C5,
Non so, diciamo che faccio una mossa, non so, donna B2, non so, per difendere il pedone in B4. Lui entra in D4 e non so bene che piano effettuare, non mi piace la mia posizione. Lui sta fermo, se vado in D5 me lo cambia, se cambio in D4 lui si fa il pedone passato. È molto difficile giocare per il vantaggio. Allora devo giocare C5, punto esclamativo. Perché C5? Perché voglio dare uno spazio al mio alfiere, voglio giocare alfiere C4 se possibile. Per esempio, diciamo che lui è ingordo e vuole catturarmi il pedone. Gioco alfiere C4, mosse intermedie, il cavallo inchiodato ed è in presa. Ora lo deve difendere, ora gioco B per C. B per C è un vantaggio enorme, perché starei meglio anche giocando così, semplicemente ridando la coppia degli alfieri, prendendo il C5, lui ha vari pedoni deboli, io ho potenziali caselle forti per i miei cavalli, ma che è ancora meglio aspettare, no? Cambiare in E6. Minacciare il cavallo per C5, pressione su questa diagonale, cavallo in E6 inchiodato con il vantaggio schiacciante del bianco, a mio avviso. Ecco, ora lui ha giocato cavallo D4, tra la mossa che mi aspettavo, e a questo punto penso che potevo giocare donna D2, donna D3 mantenendo la tensione, ma mi piaceva molto alfiere per D4 e per D4 il cavallo B5, perché? Perché ok, sembra che lui abbia scoperte con D3, ma no, ha troppi pezzi lungo questa diagonale. Quindi queste scoperte non funzionano. Ecco, l'alfiere in G7 potrebbe diventare cattivo. E io potrei attivare il mio alfiere, no? E nelle posizioni e lui anche meno pedoni nell'ala di re, quindi il suo re potrebbe diventare debole. Ecco, una regola generale è che nelle posizioni con gli alfieri contrari, che ha l'iniziativa, sia per attacco sull'ala di re, sia per attacco in generale, sta meglio. Allora, in questa posizione il mio avversario qua ha deciso che, per esempio, se lui prende in B4 potrei anche prendere in D4, giocare C per D6 intermedi e poi prendere struttura migliore. Voglio prendere anche in C7. Quindi lui decide di prendere un pedone, perché lui sa che un pedone è un pedone. I per C, I per C. Ecco, adesso domandona, cosa gioca il bianco? Qua vorrei che pensaste un attimo a cosa giocare in questa posizione. Allora, perché se io catturo in C5, a questo punto lui prende in E4 e sta bene. Può spingere il pedone a aprire l'alfiere. Io non sto giocando per vincere in questo finale. Di cosa gioco? Sono rimasto con un pedone in meno? Sì, ma in realtà sto meglio. Io gioco E5. E5 punto esclamativo. E sto meglio perché sto meglio con E5? Sto meglio perché attacco il suo cavallo. E ora, per esempio, se lui l'alfiere continua a tenere sott'occhio queste caselle, se lui gioca cavallo D7, F4, ora sto chiaramente meglio. Perché? Perché ora ho una conformazione di pedoni che blocca il suo alfiere. Cioè il suo alfiere in G7 è orribile, i suoi pezzi sono bloccati. Ora a questo punto io potrò migliorare il mio alfiere, mettere le torri, provare a spingere il pedone, anche giocare donna E4 e giocare sulle caselle nere. Sono vari esempi. Un esempio di piano simile, penso una partita. Ho giocato molte partite con gli alfieri di colori contrari per l'attacco, ci sono anche molti classici. Sembra una partita Botvinnik-Tal. È un inglese, un esempio classico notevole. Ecco, in questa posizione, cioè il nero ha una situazione pessima. Perché nero ha una situazione pessima? Perché non può fare nulla se. Cioè, è un disastro. Se gioca a G5 e indebolisce troppo la diagonale, potrei giocare, attaccare a cassetto donna E4 alfiere D3. Qua, dici creati o no, il bianco ha un vantaggio incredibile. Potete provare a mettere la posizione sul computer. E poi questa posizione senza rischio. Perché questa posizione senza rischio? Vediamo perché. Questa posizione senza rischio perché anche se togliamo tutti i pezzi, entriamo in un finale così. E anche se un pedone in meno, non posso perdere perché li creo. Allora ho anche io i pedoni passati. Forse sto meglio in questo finale perché li blocco i suoi. Per esempio, non so, non so cosa fare. F7, non so, alfiere 4. E i suoi pedoni sono bloccati. Posso mettere i miei pedoni sul bianco, non posso mai perdere. Per esempio, vengo qua. Cioè, come faccio a perdere? Non può progredire. Ma anche se io togliessi il pedone in E5, anche se togliessi il pedone in F4. Quindi per esempio, facciamogli giocare alfiere H6. Ovviamente io posso difendere il pedone in F4, no? Facciamo finta che non lo voglio difendere. Gioco re D3.
alfiere per F4, non so, io difendo il pedone, alfiere per E5, ora ho 3 pedoni in meno, ma un blocco sulle case chiare. Cioè nel medio gioco i finali di alfieri di colore contrario permettono al giocatore attaccante di sviluppare la sua iniziativa perché posso attaccare con un pezzo in più le case chiare. Nel finale invece gli alfieri di colore contrario facilitano la patta perché io posso difendere meglio le case chiare. Ho creato un blocco sulle case chiare, qua non posso perdere. Penso che se uno mette questa posizione sul motore, il motore dà un vantaggio al nero di -3, continua a dare un vantaggio al nero di -2, -3, ma perché è una fortezza, no? Perché non riesce mai a vincere. Tutti i miei pedoni, cioè se lui porta il re, non so, in G3, io metto l'alfiere, non so, su questa diagonale e sto fermo e no, non posso mai perdere, credo. Quindi ho capito che il finale, cioè sapevo che il finale era senza rischi. Quindi mi sono deciso anche a sacrificare questo pedone che nel mediogioco mi dà un vantaggio schiacciante, ma ecco poi che lui mi sorprenderà. Torniamo ora alla partita con tutti i pezzi. Allora, come dicevo, in questa posizione, se il nero per esempio, se il nero dopo E5 prova a difendere il pedone in C5, mantengo un vantaggio schiacciante. Però ecco che arriva una sorpresa. Una delle scacchiere della mia squadra, il campionato a squadre in questo caso è 5 scacchiere contro 5, una scacchiera perde. Ha in più lo spareggio tecnico e il risultato sulla prima scacchiera anche, quindi la mia partita è importantissima, una scacchiera perde, siamo indietro, un mio risultato decisivo potrebbe aiutare a vincere il match e non posso più giocare per la patta, quindi, cioè ovviamente non stavo giocando per la patta, ma la patta diciamo pareggiare avrebbe effetti ancora più negativi e lui qua mi gioca C6, un fulmine a ciel sereno. Io gli attacco il cavallo e lui ignora il suo attacco e contrattacca il mio. Quindi cosa potrei giocare? Ora qua potrei avere una posizione senza rischi catturando in F6. Uno potrebbe dire perché il bianco non vince? Il bianco non vince perché ovviamente se nero prende in B5, il bianco prende in G7 un pezzo in più, ma dopo torre per F6, il cavallo non ha mobilità. Ops! Il cavallo cade. Io posso recuperare i pedoni, posso giocare donna per C5 e credo alfiere per B5, donna per B5. E qua la posizione non posso perdere, è patta, perché ci sono gli alfieri contrari, ma come faccio a vincere? Il materiale è troppo semplificato per creare un'iniziativa. Ho pensato anche a 4, effettivamente, anche l'ho considerata ed è anche la prima opzione del motore, ma dopo C per B, A per B, allora innanzitutto non credevo nemmeno che desse vantaggio, io pensavo che fosse una posizione a doppio taglio, il motore dice adesso 0,20, un leggero vantaggio per il bianco, ma è molto difficile da gestire perché lui ha 3 pedoni passati. È vero che io ho più pedoni intorno al mio re, magari potrei creare un blocco, poi potrei provare a creare un attacco magari con H5, ma sapevo che sarebbero cose che non avrei potuto gestire e non sapevo nemmeno di stare meglio, cioè io pensavo che se avessi giocato per F6, torre per F6, probabilmente avrei giocato donna per C5 facendo patta, ma ecco che si forma un'idea pazzesca. Cavallo D6. Ecco adesso con C6 lui ha consolidato cavallo D5, la mossa cavallo D5 ora è più forte di prima. Lui può giocare cavallo D5, ora c'è un problema, lui minaccia alfiere per E5, il mio pedone in E5 è debole. Se per esempio catturo in C5, lui gioca cavallo, lui gioca alfiere per, attacca il mio cavallo, poi vorrà giocare, non so, a volte cavallo F4 e D3 in alcuni casi, o attivare la donna, e non mi piace la mia posizione qua, non mi piace più. Quindi devo trovare, ovviamente i suoi pezzi sono attivi, sono liberi, anche di 3 alfiere per A1. Devo trovare un modo per giocare. Ecco qua, ecco la mia idea, un'idea molto profonda. In realtà il nero può mantenere la parità con un gioco perfetto, ma nella pratica è difficile e penso che ha ottenuto lo scopo di complicare la posizione perché, cioè, il computer la difende, magari il computer difende tutto, ma a livello umano penso che sia impossibile da difendere, difficilissima. Infatti lui sbaglia subito, vi faccio una mossa che lo sconvolge. Cosa gioca il bianco? Il bianco ha un'idea da 2 punti esclamativi, un'idea degna del corso Harakiri.
Ora, 2 punti esclamativi, F4. What? Cosa? F4? Può dire qualcuno. F4 lascia il pedone in presa e permette il doppio in E3. Cioè, posso perdere una qualità. Qual è il senso di tutto questo? Cioè, se perdo una qualità, la mia posizione non può essere buona. Perché ha fatto tutto questo allora? Ecco, perché c'è un semplice motivo. Allora, avrò un compenso pazzesco. Diciamo che il mio pedone in F4 e in E5 restringono i suoi alfieri, il cavallo in D6 è un mostro. Ora un pedone in meno, mezzo pedone in meno. Lui può prendere più materiale, ma sarà pesante se gli prende materiale. Ecco, qua, per non dimenticarmi, vi dico l'unica mossa che penso che l'avrebbe salvato. Cioè penso, l'unica mossa che secondo il motore l'avrebbe salvato, che è Re H8. Difficilissimo. Perché deve iniziare a spostarsi. Ma io ho tanti modi, posso giocare G3 mantenendo lo status quo, poi voglio attaccare i suoi pedoni, se prende la qualità sta ancora peggio. E lui poteva giocare... Potevo anche prendere in C5, lui prende in F4 e mi attivo, minaccio dei doppi. Posso attaccare il cavallo con G3 torre 1. Il motore dà delle linee assurde che pareggiano il gioco, ma a livello umano, che il pedone in C6 è debole, il nero sta peggio. Poi ovviamente contro Stockfish non si può fare nulla, no? Perché ti calcola tutto e difende il nero e magari pareggia, ma qua non siamo per corrispondenza, siamo a tavolino con le emozioni con tempo limitato. Ecco, quindi Re H8 era la migliore. Ecco, vediamo un attimo se lui avesse installato il cavallo nell'avamposto in C3, qua avrei giocato alfiere C4, Re H8 e ora torre F3, voglio giocare torre F1 difendendo F4, voglio mettere la torre in H3 che guarda il suo re, inchioda il pedone H e mi permette di attaccare G6, il nero perde per attacco, il nero ha un pedone in più ma i suoi pedoni sono bloccati. Detto questo, cosa succede se nero prende in F4? Se nero prende in F4, tipo, non so, vediamo prima, di torre, fa cambio, torre per, cavallo per, ora gioco alfiere C4 scacco. Ora, se il re va in H8, cavallo F7. I miei pezzi così attivi trionfano doppio a re e donna. In caso di re F8 posso giocare donna E4 e poi torre F1 con attacco decisivo. Se il cavallo torna in D5, torre F1, scacco re E7, torre F7 con attacco di matto, guadagni di pezzo. Potrei anche catturare in D5, C per D, donna per con minacce decisive. Però il re da solo, tutti i miei pezzi sono forti. Quindi questa è la motivazione del sacrificio di pedone. Lui può anche tornare con il cavallo, ma gioco donna E4, voglio giocare torre F1, voglio prendere in D5 e poi entrare in F7, se va in F8 con la donna, se va in H8 con il cavallo, con doppio, con attacco da matto. L'alfiere in G7 non può difendere le case chiare, un pezzo in meno che difende le case chiare. Ecco, ora qua, cavallo per F4, si sarebbe imbattuta nella stessa fine, su re H8 minimo il doppio, oppure posso anche centralizzarmi su cavallo D5, donna E4, la posizione del nero crolla a pezzi. Allora il nero ha detto prendiamo la qualità, cavallo E3, io ho giocato donna per C5, cavallo per F1, torre per F1. Ora analizziamo la posizione. In questa posizione ho la qualità in meno, i pedoni sono un 2, 3, 4, 5, sono pari, ma C6 di 4 sono deboli, quindi ragionevolmente recupererò un altro pedone, avrò un pedone per la qualità, quindi un sacrificio di un'unità di materiale, come ben spiegato nel corso Harakiri. Ecco, lui è pieno di debolezze strutturali. Io ho il pedone passato fortissimo, che è un asset nel finale. Il mio alfiere non è bloccato dai suoi pedoni, il suo alfiere è ristretto dai miei. Le sue torre in F8 è sempre vincolata a difendersi dopo alfiere C4 i salti di cavallo. Io qua ho un vantaggio schiacciante anche nel lungo termine, cioè non ho fretta, sto molto meglio. Infatti probabilmente già da qui la posizione bianca è vinta.
Poi c'è stata la fase di Zainot dove bisogna giocare bene, vediamo com'è finita la partita. Donna C7, ora non so, dopo donna per D4 lui potrebbe allentare la tensione cambiando le donne, quindi sposto il re. Se propone il cambio delle donne ignoro e catturo C6. Gioca torre D8, alfiere C4 scacco e donna per D. Ora che è caduto questo pedone ora sarei anche contento di cambiare le donne. Lui gioca torre D7, torre D1. Io gli impedisco di giocare torre D8 perché ci sono già dei colpi tattici. Scacco, se il re si sposta prendo in D8 con scoperta dell'alfiere. Se gioca torre per F7 cade D8 e vinco. Nero gioca donna B8, a questo punto, ecco, mossa chiave G3. Cosa faccio? Un pawn storm? Sì, lui potrebbe provare a controgiocare con G5 per minarmi la struttura. Io gioco G3, H4, metto tutti i miei pedoni sul nero, limito i suoi pezzi, creo una barriera e il mio alfiere è libero di muoversi. Lui può entrare con la donna a volte sulla colonna B, in realtà non ancora perché gli controllo tutte le caselle. E controllo tutte le caselle, la donna non ha case sulla colonna B, solo B8 è nelle mani del nero. Nero ha giocato torre 7 H4. Ovviamente devo stare un attimo attento al mio re. Lui gioca torre C7, continua ad aspettare re H2. Metto il re su casa scura. C5, donna C3. Ora donna 8, ora gioco torre B1. Ora iniziavo ad avere poco tempo, quindi inizio a manovrare un po' di qua e di là. Torre D1, ora non so, ora mi rendo conto che siamo in Zainot, potrebbe giocare torre per D6, il pedone è inchiodato, gioco torre D1 che tra l'altro gli impedisce sempre, no? Torre D8 per via di cavallo F7, recupero la qualità e se gli cade la qualità la sua posizione è pessima. Gioca donna B8, qua forse potevo prendere, non lo so, poco tempo, voglio giocare solido, donna E3, la donna difende, tutti i miei pezzi si difendono a vicenda e attacco C5. E ora lui entra, ma la donna è l'unico pezzo che vuole creare controgioco, ora gioco torre E2, e se cambia tipo qua, un vantaggio schiacciante perché voglio entrare, voglio attaccare tutto e promuovere il pedone C5 è bloccato, l'alfiere non fa nulla. Se prova, non so, a prendere la colonna B, comunque non fa molto, io minaccio come sempre scoperte, sposto la torre, ora posso giocare H5, se non fa nulla gioco cavallo F7, H6, gli intrappolo l'alfiere ancora di più, se prende gioco scacco, re H3, posso anche giocare subito re H3, voglio prendere, poi gioco cavallo F7, avanzo tutti i miei pedoni passati finché non vinco. Una linea potrebbe continuare con cavallo F7, re G8, re H3, so, gioca torre B, beh, se non fa nulla viene schiacciato lentamente, se prova a creare controgioco perde, no? Perché scacco, ora si perde già l'alfiere, prende matto, cioè gli crolla tutta la posizione. Ho già un vantaggio di materiale decisivo. E qua lui mantiene le donne, donna di 2, donna 1, ora prendo. Ora lui prova a generare una parvenza di controgioco. Ora per esempio c'è un trucco, se io gioco donna di 2, io potrei giocare torre per D6 e eliminazione del difensore dell'alfiere. Se prendo la donna, la torre smette di essere impresa. Però non cadiamo in uno sciocco trucco e giochiamo alfiere B5. Ora attacco la torre, la qualità. Se lui sacrifica la qualità è che perde perché offro il cambio delle donne e il finale senza speranze, 2 pedoni in più, ci sono le torri, i pedoni passati, non può creare blocchi, non può erigere blocchi con gli alfieri di colore contrario. Gioca torre per e se gioca torre per F4 qua in realtà qua non avevo visto questa mossa, spero che l'avrei trovata in partita. Su G per F4 forse mi dà dei perpetui, però potrei tipo tornare indietro, paro tutti gli scacchi, voglio semplificare, o se evita le semplificazioni spingo in D7, spingo in A4, non ha più scacchi, poi entro in E8, cambio, i miei pedoni devono promuovere e il bianco vince la partita facilmente. Torre per D6 in realtà non l'avevo considerata, mi preoccupava più torre per F4, però su torre per F4, ecco perché se prendo, non so se ha dei perpetui, però qua il punto è che posso prendere in D7, ora lui gioca torre F2, ora se io cambiassi le torri, qua probabilmente ha dei perpetui, anche su re H3 mi dà il perpetuo perché se vado, non so, se vado in G4 ho paura di terminare in qualche rete di matto, non avrei giocato re G4, però su torre F2 posso giocare re H3 e il nero non ha scacchi, ho la torre in presa, ma se mi prende la torre ora io ho il controgioco da matto, no? Fiore F8, donna per F8 e vinco, quindi il suo controgioco con torre per non avrebbe funzionato.
Niente, allora lui mi gioca torre e7. E io gioco donna di 2, perché? Perché se cambia le donne, il finale è vinto, perché inizio a spingere il pedone A. E ho giocato donna 1, A4, spingo, H6, torre 1. Lui vuole mantenere le donne, io gioco donna e3 e voglio cambiarle, perché ormai i finali sono vinti, abbiamo detto. Gioca donna b4, ancora voglio cambiare le donne. Ecco, lui rifiuta il cambio delle donne perché sarebbe una fine lenta. Gioca donna c3, ma io gioco torre e3. Qua ripeto tempo per guadagnare l'incremento e ora perde perché tutti i miei pezzi si difendono a vicenda. E ora minaccio di prendere in g7, non può difendere g7 bene perché io continuo ad attaccarlo. Che è così, c'è una partita completamente persa. Anche alfiere di 3 potrei giocare. Anche h5. Perde. Torre e6 posso attaccare la torre deve andare via, gli cade g6. Di fatto lui ha giocato donna 1, donna per g6. Ora centralizza la donna, ma ora alfiere di 3. Non ha pezzi per difendere le case chiare. Minaccio matto, deve togliere l'alfiere con alfiere per e5, ora combinazione di matto. Ora puoi metterti alla prova. Come vince il bianco? Il bianco vince con donna per h6. Non prendo l'alfiere, donna per h6. Ora su torre h7. Posso dare matto prendendo in h7, ma anche prendendo in f8. Posso prendere in f8. Ho giocato re g8. Alfiere c4 scacco. Ora se gioca torre f7, prendo in f7. Se prende in f7, prendo in e5 la torre in più. Dopo alfiere c4 non ha difesa, ha dato la donna. Ho giocato alfiere g7 con attacco simultaneo. Qua il finale, se anche prendessi, il finale sarebbe completamente vinto. Però gioco dopo alfiere g7. Quindi qua ripetiamo la combinazione. Qua prendo in g6, alfiere di 3, alfiere per e5, donna per, alfiere c4, dopo donna per, cavallo per. A questo punto, perché non ha altre difese, il re è in trappola, queste due diagonali mettono il suo re a nudo. Poi donna per c4, cavallo per, alfiere g7, donna h5, qua difendo la torre in e2 e lui abbandona perché ha troppo materiale in meno. Quindi, detto questo, questa partita ha aiutato la squadra a vincere, poi è andata bene anche nelle scacchiere più indietro, abbiamo vinto. Poi abbiamo vinto la semifinale, stavo sempre un po' meglio, avevo il nero, giocavo contro un'altra squadra di Siviglia e vinciamo di mezzo punto, faccio patta senza rischi perché ormai la squadra si qualificava e vi raccomando di vedere il prossimo video perché giocherò contro il top player. Ok, un campionato, il campionato di Andalusia, cioè dell'Andalusia, è un campionato regionale, ma in questa regione, visto che c'è un bel clima così, vive gente anche molto forte, come Karen Grigorian, numero 20, tra i primi 20-30 al mondo giocatori blitz, tra i primi 100 giocatori al mondo a ritmo classico, e nella finale mi vedrete giocare con il nero contro Karen Grigorian nella finalissima per il campionato dell'Andalusia, e questo sarà il prossimo video su questo torneo, la sfida contro il mostro Grigorian. Alla prossima!